Jacopo del Cassero, buon conte di Montefeltro, Pia di Tolomei e il loro rapporto con i vivi, gli avversari, familiari ed amici di loro. Nel 1288 Jacopo del Cassero, figlio d'Uguccione, podestà di Macerata e nipote di Martino del Cassero, fu tra i guelfi marchigiani che accorsero in aiuto dei fiorentini contro Arezzo. Egli, tra il 1296 e il 1297, fu podestà di Bologna, dove combatté vigorosamente alle ambizioni d'Azzo VIII d'Este, marchese di Ferrara. Nel 1298, avviatosi verso Milano, i killer del marchese di Ferrara sorpresero Jacopo presso Oriago, castello sulle rive del Brenta, e questo, impigliatosi, nella fuga tra i canneti del luogo, cade sgozzato. Nel Purgatorio incontrò Dante, il quale era viaggiando nei regni dell'oltretomba, e gli chiese di parlare con la sua famiglia in Fano, affinché pregasse per lui, in modo che potesse espiare le sue colpe non lievi. Jacopo era di tale città. Le ferite profonde e mortali che lo colpirono, però, gli si infersero nel territorio di Padova, nel luogo in cui si riteneva sicuro. Il duca d'Este, il committente, lo odiava assai più di quanto meritava. Quando lo raggiunsero ad Oriago, tuttavia, fosse fuggito verso la Mira, borgo tra Padova ed Oriago, sarebbe potuto sfuggire ai suoi assassini e sarebbe stato ancora vivo. Dopo di lui, Dante incontrò Bonconte da Montefeltro, capo dei ghibellini d'Arezzo nella lotta contro i fiorentini e morto alla battaglia di Campaldino. Non si ritrovò mai il suo corpo nel campo. Bonconte chiese subito a Dante se il suo desiderio di purificazione che lo spingeva a salire la montagna si realizzava, d'aiutare la sua aspirazione alla felicità con una pena efficiente, procurandogli in altre parole pure preghiere in terra. Egli apparve malinconico ed addolorato perché né la sposa Giovanna né altri amici o parenti pregavano per lui. Alla richiesta di Dante di rivelare per quale volontà umana o forza divina a Campaldino non si trovò il suo cadavere, Bonconte rispose narrando i particolari della propria fine. Là dove l'Archiano, fiume che nasce presso l'eremo di Camaldoli, nell'Appenninico, e scorre nella pianura del Casentino, si gettava nell'Arno, egli giunse crudelmente ferito nella gola, e qui perdette i sensi e la parola. Pure l'ultimo suo vocabolo fu un'invocazione al nome di Maria, e questo suo estremo pentimento valse a salvarlo. Appunto, il diavolo, allorché venne a prenderne la vita, trovò un angelo di Dio che l'aveva preceduto e glielo impedì. Furibondo, il demonio, perché una lacrima di pentimento gli toglieva la persona di Bonconte, decise di riservare al corpo un ben diverso trattamento. Il diavolo provocò nebbia e vento. Così, sul far della notte, sommerse nella foschia la vallata che da Protomagno si estendeva all'Appenninico. Oscurò le aree alte dell'atmosfera, così che l'aria si trasformò in acqua. Cadde la pioggia, nei fossi affluì ciò che la terra non assorbiva, e come confluì nei torrenti, straripò nell'Arno così rapidamente che nessun ostacolo poté fermarla. L'acqua coprì il corpo di Bonconte con tutti i suoi detriti. Dopo di lui intervenne Pia di Tolomei. Ella pregò Dante che, quando sarebbe tornato nel mondo, si ricordasse di lei. Ella, sospettata di infedeltà dal marito, si condusse in un castello della Maremma e lì si fece morire. Una volta, mentre era appoggiata ad una finestra, il marito, Nello, mandò un suo uomo per prenderla da dietro e gettarla a terra. Parlando con Alighieri, la donna non parla male del marito, n'era ancora innamorata.